La violenza in classe potrebbe avere ripercussioni penali per il gruppo di bulle minorenni che hanno picchiato una loro compagna di appena 14 anni che aveva riferito al dirigente scolastico il nome di chi le aveva passato una sigaretta elettronica. La spedizione punitiva avvenuta all'interno dell'istituto professionale di F di Noventa Padovana dunque non si ferma alla sospensione delle bulle. I carabinieri hanno raccolto la denuncia della mamma della minorenne e sono in contatto con il dirigente e i professori intervenuti per fermare l'aggressione. Quanto accaduto però riaccende l'attenzione sui fenomeni criminali con protagonisti minori e il dato che emerge è davvero allarmante. Negli ultimi 12 mesi in Veneto i carabinieri hanno arrestato 96 minori, il 13% in più rispetto al periodo precedente, e ne hanno denunciato 1500, il 6,7% in più. Giovani e giovanissimi sono stati segnalati alla Procura dei minori di Venezia per reati contro il patrimonio, furti, rapine ed estorsioni, per lesioni e per reati connessi agli stupefacenti. Reati per la gran parte riconducibili al fenomeno del bullismo caratterizzato dalle minacce, dalle violenze e dai ricatti tra coetanee, tra ragazzi e sempre più crescente tra ragazze, e a Padova negli ultimi anni il fenomeno è in crescita, come purtroppo racconta la cronaca, testimoniata spesso da video ripresi dal branco di violenze tra minorenni che umiliano le compagne più fragili. Episodi che avvengono nei luoghi di aggregazione, ma sempre più spesso anche a scuola, come il caso di Noventa Padovana. Secondo gli esperti, i ragazzi spesso non conoscono le conseguenze delle loro azioni. Il bullismo è un fenomeno e non credo che sia totalmente eliminabile in nessun modo, più che altro è un qualcosa da gestire e ci servono sicuramente due elementi. Il primo sicuramente è la comunicazione, per cui sono sicuramente opportune tutte le campagne di sensibilizzazione. L'altro elemento importante sono le conseguenze, dette in termini concreti, cioè che cosa distingue, diciamo così, l'uso di una parolaccia che è un comportamento sbagliato da episodi di questo tipo. Quindi se la scuola li sanziona allo stesso modo, chiaramente il messaggio che viene veicolato è un messaggio, diciamo così, di mettere sullo stesso piano due comportamenti che sono radicalmente diversi. Da parte dei Carabinieri di Padova l'attività di sensibilizzazione è costante. Nell'ultimo anno sono stati 89 gli incontri in 70 scuole diverse insieme a 3.000 ragazzi. Per le vittime di bullismo ci sono numeri verdi di sostegno e denuncia.